Panico ieri sera negli ospedali del Veneto orientale per un blackout della linea telefonica fissa su un'ampia fascia di territorio. L'interruzione, durata dalle 18:30 alle 21 nel San Donatese fino alle 5 di mattina nella zona di Portogruaro, ha causato non poca preoccupazione per lo svolgimento delle attività di urgenza e emergenza e l'isolamento delle strutture ospedaliere. La popolazione non ha avuto la possibilità di contattare né da rete fissa né da cellulare le strutture sanitarie di emergenza, come ad esempio la continuità assistenziale e il SUEM 118, ma anche il 112 e altri numeri di primo intervento. L'ULSS 4 ha fatto il possibile per cercare di garantire in primis il funzionamento della rete di emergenza medica e la continuità delle cure in ospedale, riscontrando che il problema era stato causato da un guasto nella linea TIM. Ancora più grave la situazione a Caorle, dove il problema è proseguito con il blocco della rete internet sino alle 11 di oggi, impedendo lo svolgimento di gran parte del servizio prelievi nel distretto sanitario di Riva dei Bragozzi. Gli utenti sono stati quindi invitati a tornare domani.